Sono Mario Donnini di Veneto Unico, un laboratorio di idee per ripartire, ci chiamiamo bene. così. Dico, parliamo di piste ciclabili, bello andare in bicicletta, ma le metropolitane che sono in tutte le grandi città europee, da noi proprio no, invece un bel collegamento fra le nostre 5 città principali, che se devo farmi un viaggio da Padova all'aeroporto di Tessera a prendere una persona e portarla a Vicenza ci piglio 2 giorni con la mia macchina. Un metro di quelli veloci, non il tramvetto di Padova o quello di Mestre, non ci si può pensare. L'ho appena detto, sono d'accordo con lei. Secondo me la metropolitana in superficie che collega le città, come lei appunto ha citato, che devono diventare città metropolitane, cioè delle città di collegamento, di ampio respiro, questa assolutamente sì, perché dobbiamo garantire quello che dice lei, cioè la mobilità facile del turista che vuole spostarsi da una città grande all'altra, e poi dobbiamo attrarre un turismo sostenibile, quello della bicicletta, che io, che sono una ciclista mamma, cioè che gira in bicicletta per la città di Vicenza, che è ancora una città, diciamo, vivibile, ritiene che sia uno degli strumenti con i quali noi educhiamo i nostri bambini a vivere all'aria aperta e a spostarsi con mezzi che non inquinano. Certamente, però... I microfoni, signori, vi tiro le orecchie, prego, il microfono, se no... L'unica cosa bene. è che la metropolitana di superficie, che è stata prevista fino ad oggi, fa campo sulla rete ferroviaria. Francamente siamo proprio al contrario di ciò che occorre. Occorre una cosa completamente nuova, perché il turista che viene in Italia, parlavamo di turismo, deve avere un'immagine di tutta l'Italia, non solo della Basilica della Salute o di questo e di quell'altro. Deve arrivare diretto in Italia e non spendere i suoi soldi a Francoforte e poi venire da noi, quindi una compagnia aerea ci stava proprio bene. Poi deve avere un'immagine che sia comprensiva del sistema trasporto, della burocrazia, dell'agricoltura, dell'accoglienza, di tutto quello che fa capo alla sua vacanza, e deve tornare con la voglia estrema di ritornare. Allora dobbiamo pensare globalmente a questa idea, che sembra che sia un percorso obbligato per gli italiani, vista la politica dell'Europa, che, mi dispiace dirlo, Renzi sta appoggiando anche troppo. Ma io concordo con quanto ha detto il rappresentante di Mario, che rappresenta questa bella realtà di Veneto Unico, con la quale magari ci confronteremo nelle idee, perché secondo me noi abbiamo bisogno, no? Partendo da quello che è il mio programma, anche confrontarmi con chi da tanti anni pensa ad un Veneto diverso. E quindi massima disponibilità in questo. Renzi ha avuto il coraggio di denunciare una cosa, che l'Europa così non va assolutamente. Un'Europa che si è trasformata da Europa politica a Europa burocratica. Perché? Perché la politica ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo. Non è più l'Europa di Deloro o di Prodi, è l'Europa delle carte, è l'Europa dei vincoli, è l'Europa delle banche, è l'Europa delle regole. Non è più l'Europa di un pensiero, di una visione, di un'idea di investimento sul futuro, di un'idea anche di flessibilità e anche di vedere quali sono i paesi che stanno facendo gli sforzi per cambiare. Cioè noi pensiamo di chiedere all'Europa di cambiare se non siamo i primi in grado di cambiare? Quindi riforme strutturali, quindi cambiamenti anche radicali. Perché io apprezzo questo governo? Perché ha il coraggio di provarci. È molto difficile rompere un sistema consolidato da 40 anni, rompere dei meccanismi, no? Che vedono persone, dirigenti, burocrati di Stato fermi lì a controllare. Vede un ministro, passa, il burocrate di Stato rimane per sempre. Allora il ministro, e il primo ministro in questo caso, riesce a dare delle soluzioni se ha il coraggio di scardinare un sistema che si è, come dire, avvitato su se stesso, incancrenito. Ed è lo stesso che è successo in Regione Veneto, purtroppo. Una regione però che non si può permettere di rimanere ferma per così troppo tempo. Dobbiamo farla ripartire. Però per 2 parole solo per concludere, dobbiamo continuare. Avete una domanda a testa, signori? È importante avere in mente quello che è il Trattato di Lisbona, con la sua cancellazione dello Stato sociale e la sua affermazione della competitività e del profitto per il profitto, che praticamente mette in grandissime difficoltà tutti quelli che come lei vogliono portare avanti i programmi che abbiamo delineato. Grazie.